La presenza ebraica a Ferrara è antica. I primi insediamenti di cui si ha notizia risalgono al 1100 circa e la sua storia è intimamente intrecciata a quella della città. Nel corso del 400, grazie alle politiche illuminate dei duchi d'Este, la comunità si ingrandì, accogliendo in città gli esuli cacciati dai paesi europei, in particolare gli ebrei spagnoli, portoghesi e tedeschi. In 5 secoli di storia la comunità crebbe e si ingrandì e dopo la tragedia della Shoah gli ebrei ferraresi rinascono. Nel 2003 infatti è stato istituito il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, il cui scopo è far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano e di offrire testimonianze delle persecuzioni razziali e delle tragiche vicende della Shoah in Italia. Un progetto ancora in fase di realizzazione che vedrà la conclusione nei prossimi anni. È partito il cantiere di demolizione di ciò che andrà demolito, durerà pochi mesi e successivamente, quindi in primavera, partirà il grosso cantiere di recupero del parallelepipedo e quindi 18 mesi, quello che porterà poi alla realizzazione e alla possibilità di apertura del primo lotto del MEIS, che sarà un lotto comunque molto grande e autonomo, quindi fine 16, inizio 17 finirà questo cantiere e quindi poi ci saranno i tempi tecnici di allestimento e il museo potrà aprire. Il MEIS, i cui primi spazi espositivi sono già disponibili al pubblico dal dicembre 2011 in via Piangipane 81, vuole essere con la sua vivacità e con il suo impegno un laboratorio culturale dinamico, un centro di ricerca, di studi e di formazione.